Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo alle finali contro Dallas, ma ho un'idea, se sinceramente siamo senza il Cume, quindi io entrerò, come si dice, se serve, cominciare le partite senza il Cume ha poco senso, perché sono abbastanza, diciamo, deluso. Vediamo se riusciamo a portare il primo titolo. Senza il Cume sarà dura, però cominciamo anche male. Si comincia anche con una sconfitta. Senza il Cume la vedo dura, sinceramente. Senza il Cume è un'impresa abbastanza disperata, però in gara 2 stiamo letteralmente surclassando i Mavericks. Vai. Si va a Dallas. Come incazzato. Non giocare, dura attenzione. La stiamo ribaltando. Fattore campo torna a noi. Attenzione, qua ce la stiamo giocando. Ma senza il Cume, ripeto, io voglio il Cume protagonista. Vai, questa prova la possiamo e anzi la dobbiamo giocare a Dallas. Veneziano è in panchina, disperato, distrutto, felice per la squadra, ma non per se stesso. Nash. Shaquille O'Neal. Ben Gordon. LeBron. Il prescelto. Non ci credo. Nash la recupera. No, fallo. Poteva evitarlo qua. Mamma mia, Nash. Carlos Boozer. Recupera Boozer. O'Neal. Ben Gordon. Peccato. Primo dalla linea della carità, va. E grande Ben. È dura per Veneziano non giocare le finals. Incredibile, 2 infortuni in 2 anni. Nash. Grande Boozer. Bella azione, ma recupera ancora Dallas. Dormita generale. Più 4 Dallas purtroppo. Si sente tanto la mancanza del play. King James. Grande King. Mo Williams, guardate che playmaker che abbiamo, un Mo Williams scandaloso. O'Neal 26-17 comunque. Carlos Boozer. Bravo Carlos. Nash. Deve essere una sfida epica contro Nash. Con questa Nash.
Vai Ben. Ah, sconfitta purtroppo. Bravo King. Purtroppo però senza veneziano nulla ha senso. Ben Gordon. Ancora Boozer. Spero che siamo a -3 con possesso Dallas. Finita. Vai. Non è andata molto bene, ma va bene, insomma. 2-2. Sì, non avere veneziano, però dai, un po' triste. Tanto stiamo dominando gara 5. Siamo vicinissimi al quinto titolo per veneziano, ma questo purtroppo non da protagonista. Attenzione, sì, lo vinciamo, lo vinciamo. Lo vinciamo a Dallas, ragazzi. Chicago torna al successo dopo l'era Michael. O'Neal. Fallo su Shaquille O'Neal. Guardatelo, la bestia. Guardatelo, ragazzi. Male. 1 su 2 però, dalla linea della carità per Shaquille O'Neal. È in silenzio il pubblico dell'American Airlines Center. Chicago ha vinto, ha stravinto. Bravissimo O'Neal. E Chicago finalmente al terzo anno di progetto Bulls. Vinciamo. Proviamo la prodezza con O'Neal. Guardate. Vediamo chi vincerà l'MVP. O penso o Shaq o King. Veneziano comunque applaude, è felice il Cuba. Eccolo là il Cuba, in borghese, guardalo. Vediamo se lo possiamo vedere. Eccolo là, non ci credo. Sì, ma devi darmelo però, in modo, mettimelo a fuoco. Il Q8 devi mettermelo a fuoco, non ci credo. C'è un modo per mettere a fuoco? No, sono il pippone dei pipponi però. Aspetta un attimo. Visto che abbiamo vinto, ragazzi. Aspetta. Allora. Eccolo qua. Ok, per nascondere L1 più R1. Eccolo qua, signori, il talentissimo. Infortunato, merita comunque la copertina.
Proviamo il triplone con O'Neal, Fioi. Poveri Mavericks, presi per il culo. Anche senza veneziano comunque dominio. Ho creato un bel team, di questo sono soddisfatto. Mi dispiace per non aver portato. E si va a vincere, ragazzi. I Bulls sono campioni del mondo. Sono in silenzio. Guardali. Bulls vincono il titolo. Cuba è felice, anche se amarezza per aver vinto un titolo dalla panchina, perché non aver giocato le finali è dura. King James God. Primo titolo per King James intanto, eh? Il Cume neanche salta, è poco, proprio il Cume è rotto, però mamma mia, ragazzi. Cume non riesce neanche a esultare, ragazzi. Sono preoccupato, Beppe. One team has emerged victorious. The NBA champions. Congratulations. Campioni, campione, sale, ale, ale. The Larry O'Brien trophy and I believe this suitcase are yours. E finalmente LeBron James vince il primo titolo. Ole. You're Bill Russell, Finals MVP. King James, meritato. Complimenti a King James. Buono, felice, molto felice, ma è chiaro che un po' d'amarezza c'è, perché vedere un Cume così ridotto in panchina fa male. Mamma mia, LeBron Show. Voglio vedere una cosa, proprio sicurezza. Me lo danno il titolo anche dalla panchina. Ok. Quindi veneziano 4 MVP 99, 2000, 2001, 2002, 5 titoli NBA per il momento 99, 2000, 2003, 2004, 2007. Noi andiamo a 2-2, vediamo se sarà anche il 2008. All Star 11 volte, primo quintetto volte, secondo quintetto 3 volte, 4 volte, terzo quintetto una volta. Shaquille O'Neal il secondo titolo dopo quello del 95. Complimenti a Ben Gordon che porta a casa il primo titolo. Carlos Boozer, complimenti, ha vinto terzo titolo per Carlos Boozer, no? LeBron James, primo titolo 2007, 4 volte All-Star, MVP, 2 volte. Primo quintetto 4 volte. LeBron, solo che veneziano è la stella, ma una stella rotta. Ma no. Ok. Vediamo chi si ritira quest'anno. Larry Johnson, ragazzi, saluta dopo tantissimi anni con un titolo NBA nel 97 che ce l'ha strappato a noi, mi sembra. No, o l'ha vinto con noi, non mi ricordo più un cazzo, sono andato. Comunque un gran giocatore. Lattner. Penny Hardaway, ragazzi, alla fine Penny Hardaway porta a casa niente a livello di trofei, però 6 All-Star, non male. Niente di fenomeno, grandissimo Greg Ostertag, il fenomeno Ostertag. Ritiri staff, ritirata la maglia di Penny Hardaway, Chicago e Larry Johnson, New Orleans Hornet. Cambiamenti storici, vediamo. Allora, Philadelphia cambia, Washington e tutte quante. Noi non cambiamo, one cazzo. Riunione Lega, va bene tutto. Lotteria draft. Ok, Utah era la prima scelta assoluta, ma poi sappiamo che tutto può cambiare. Ah, qua abbiamo gli ingaggi. Stiamo un po' qua, visto che chiaramente non è che possiamo fare 2 stagioni, perché
assistente GM, ok, allenatore capo. Madonna, siamo messi veramente male, eh? No, sono contento della vittoria, sono sentito un po' così perché comunque mi dispiace insomma, non aver potuto partecipare in maniera più attiva al titolo. Allenatore capo assistente, ok, guru delle guardie. Ok, tanto. Sì, questi bisogna sistemarli un po' perché medico squadra, cioè tutti questi infortuni, dobbiamo anche preparatore resistenza. Rimettiamoli a posto questi, visto che Veneziano è crollato. Ok, fisioterapista. Ok, da qua abbiamo assistente GM, ancora non abbiamo nessuno. Che bello. Oggi video un po' diverso. No? Ok. Qua ci manca allenatore capo. Siamo a corto di... Oh. Questo non viene. Madonna, ma nessuno? Non ho più soldi in realtà. Ah, ok, non ho più soldi, va bene, ciao. Ok, non mi interessa. Non mi interessa. Draft NBA. Vediamo la prima scelta di Utah. Sarà Durant, penso. O Durant, lascio a voi la scelta. Kevin Durant. Seconda, Greg Oden. Terza, Mike Conley. Rennie Richards. Sì, non mi interessa. Hal Horford. Se non è un draft, Mark Gasol va ai Bobcats. Joachim Noah. Questo potrebbe essere un obiettivo. Rodney Stuckey. Ok. Non è che abbiamo proprio delle scelte succose, mamma mia. D'altronde siamo campioni NBA, ci sta. Ok, scelta utente. Va bene. Simbolo fino al termine. Ciao. I migliori colpi sono Durant, Oden, Conley, Richards, Horford, Gasol, Noah. Sì, comunque. Ma Bellinelli, cazzo, Bellinelli a Indiana. Ok, dopo Killer Miller c'è Reggie Miller. Ok, va bene.
Ingaggio matricole, lui lo teniamo, lui ce ne fotte. Allora ragazzi, purtroppo abbiamo dovuto cedere O'Neill perché se dovevo rinunciare o a James o a Veneziano per gli ingaggi, quindi torniamo diciamo con il roster con Varejao centrale. Purtroppo è andata così, comunque Veneziano è rientrato con 94 e quindi insomma poteva andare peggio. Siamo campioni NBA, però l'MVP non lo vinciamo dal 2002. Poi vediamo Cleveland, proprio Shaquille O'Neal e anche Baron Davis, insomma, Crawford, non proprio una squadra scarsa. I soliti Boston di Garnett, Arenas, Mink, Kirilenko, Corver, qua c'è anche Ben James, vabbè, sono i giocatori anche che i giocatori che si rigenerano. I Clippers hanno Tracy McGrady, Jay Williams, ma Odom, bella squadra i Clippers, stanno formando un buon team e anche Kaman, attenzione ai Clippers. Atlanta niente di che, i soliti Miami di Wade, Bosch e Howard. Charlotte ormai sembra, New Orleans sembra un po' andata, anche se ha preso Bibby, attenzione. Utah, l'eterno Webber. Sacramento, eterno disastro. New York, sempre così. Ragazzi, Los Angeles fa veramente sul serio. Fa paura Los Angeles, fa molta paura. Mamma mia, ragazzi. Kobe, Chris, Paul, Kevin e Jefferson, ragazzi. Squadrone mostruoso. Può essere veramente l'anno di lei, anche se lo diciamo da 30 anni. Anche Orlando non male con Paul Pierce, Jeremiah O'Neal e Andrew Miller. I soliti Mavericks di Nash Nowitzki. I soliti Nets di Carter e Kidd, anche se Kidd ormai è vecchissimo. Nuggets nulla di che. Indiana nulla di che. Detroit, insomma. Houston, mamma mia, Houston fa veramente ridere. Il solito San Antonio di Duncan, Parker e Ginobili. Phoenix ormai in fase discendente. I Supersonic medi. I Minnesota medi. Attenzione, Barkley è andato a Portland dopo l'anno di Los Angeles, un po' girovago. Barkley non è riuscito più a portare a casa il titolo dopo quello del 93 con Phoenix. Ragazzi, anche Golden State si migliora un po' con Reggie Miller, lo sappiamo, Rashid Lewis, Rajon Rondo, Bonzi Wells e Emeka Okafor. Toronto, nulla di che. Qua Ray Allen fa un po' il predicatore del deserto a Memphis. I Bobcats, nulla di che. E noi alla grande, anche se insomma in realtà ci indeboliamo, però non potevo fare altrimenti. Andiamo a vedere storia della Lega, storico NBA. I Bulls tornano al successo, questo per l'MVP, scusate, con LeBron che ha vinto. Matricola Kylie, Isaac Paul, LeBron che difensore, Bocar. Albo d'Oro torna a Chicago, che mancava il successo dal 91-92. Con LeBron James MVP. Capi classifica, il solito LeBron, Zach Randolph. LeBron James punti. Assist Arenas. Veneziano non vince gli assist dal 2002-2003. Mamma mia, crisi nera per il Kuma. Crisi nera. Vabbè. Va bene. E così raga, la prossima stagione sarà la stagione 2007-2008, l'ho già cominciata perché devo fare alcune cose. Vediamo Veneziano dopo l'infortunio, adesso però deve svegliarsi il Kuma e cercare di non rompersi più perché sennò so cazzi. Raga, un saluto dal Comendone, Veneziano. Ciao!